salvare un'iscrizione che ha attraversato i secoli deve essere una cosa, una testimonianza di chi ha voluto lasciare comunque un messaggio dal passato che possa essere leggibile a tutti, è una soddisfazione grande. Raffaele De Demo è titolare di un'agenzia immobiliare a Rialto. Nel 2021 ha deciso di iscriversi alla facoltà di storia dell'Università di Ca' Foscari e durante il corso di epigrafia latina, assieme al professore Lorenzo Calvelli, si è concentrato sull'angolo di un palazzo vicino a Santa Maria Formosa, davanti al quale passava tutti i giorni, un angolo che ha una storia incredibile. Questa è un'iscrizione funeraria, quindi c'è scritta una dedica ad un personaggio che si chiamava Lucio Stazio Fausto. Era un liberto, cioè uno schiavo. Inizialmente aveva iniziato la sua vita come schiavo, ma era stato poi emancipato. Questo monumento funerario è posto da un altro schiavo liberato come lui, che si chiamava Lucius Statius Prudens. Vedete che c'è scritto con liberto. Questo manufatto aveva una trappa, di cui questo è il pezzo, che la occludeva così, e quindi non si riusciva a leggere per intero tutta l'iscrizione. Mi sono chiesto cosa si può fare per togliere questa trappa e soprattutto per ripristinare l'iscrizione perché possa essere protetta. Tra permessi e documenti di ogni genere, Daniele ci ha messo 30 mesi, ma il recupero e la tutela del monumento è oramai cosa fatta. Il lavoro non è ancora finito perché dovrà essere messa in sicurezza la testa della trappa tagliata e soprattutto dovrà essere pulita e messa una specie di pellicola trasparente che possa preservare l'iscrizione nel tempo. Lucio Fausto Sazio e Lucio Sazio Prudens sono vissuti pochi anni dopo la morte di Cristo e diversi secoli prima che Venezia fosse fondata, presumibilmente in una località romana dell'Alto Adriatico. Come sia arrivato e perché sia stato posto qui un cippo funerario di 2000 anni fa non si sa, ma non è un caso isolato. Venezia è una città che non ha un passato classico, però noi troviamo comunque dei manufatti reimpiegati, come in questo caso, quindi portati da siti romani, forse della terraferma come Altino, Aquileia, e riutilizzati nelle facciate dei palazzi veneziani.